Buongiorno a tutti, buon giovedì. Ancora una puntata di Biazantes in compagnia del nostro caro amico Bruno Lombardi. Ciao Bruno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, ci spostiamo a Borutta oggi, se non ricordo male, così almeno ci avevi detto la scorsa puntata. Ci spostiamo a Borutta in quella che è l'abbazia di San Pietro di Sorres. Cos'hai da raccontarci di questa abbazia? Per chiudere, caro Graziano, questa nostra quarta tappa simbolica attraverso il linguaggio simbolico, era interessante fare un viaggio a San Pietro di Sorres, che è un'abbazia benedettina sublacense, di monaci neri, come si dice, perché hanno la veste nera, quindi è diciamo una congregazione molto attiva, è una congregazione importantissima nell'ambito della vita benedettina, dell'esistenza spirituale benedettina, molto interessante e molto importante per la nostra terra. È vero che dal punto di vista monastico San Pietro di Sorres come luogo è relativamente recente, cioè non è che abbiamo una storia monastica nel 400, nel 300, nel 500, perché lì si sa che era cattedrale, c'era insomma la diocesi, ma è interessante capire oggi quanto sia possibile avvicinarsi andando a fare dei ritiri spirituali, ma anche delle visite ad un'architettura certamente interessante, un'architettura romanica e quindi anche dal punto di vista dello studio di questo aspetto, ma avvicinarsi a uno stile di vita che oggi noi nella nostra vita normale, diciamo così, di tutti i giorni magari non faremmo e non saremmo così interessati a farlo. Invece è importante capire che questo è un attrattore, è proprio un attrattore spirituale che ci avvicina a un modo differente di vivere la religiosità cristiana con la vita del ora, legge et labora, che è questo appunto aspetto monastico. Un luogo che certamente è differente da tanti altri. Noi sappiamo che la loro levata mattutina è intorno alle 5 e qualcosa, quindi poi pregheranno per tante diverse ore durante la giornata fino all'ultima preghiera, che è quella di Compieta, che è appunto quella che determina la fine della giornata monastica. Sappiamo che è una preghiera anche cantata, quindi c'è questa forma di ruminazione anche della parola, possiamo usare anche questo termine, Cioè una parola che deve essere vissuta e masticata più volte, la parola di Dio, vissuta, liberata, ripresa durante tutta la giornata. Ed è forse un metodo che molti potrebbero avvicinarsi, visto che anche oggi, non lo dico con nessun tipo di polemica, c'è questa moda della meditazione, cercare meditazioni estere, esterne alla religione cristiana, ma avremmo la possibilità con una visita o con più visite a San Pietro di Sorres di riscoprire quella che è la meditazione monastica, la meditazione cristiana, e quindi anche un modo di avvicinarsi a un pensiero. Oggi c'è una necessità di pensare, di ritornare anche a un pensiero concreto, un pensiero dove anche si può riscoprire tanta bellezza dei padri della Chiesa. Possiamo parlare quindi dei padri anche benedettini, San Benedetto, San Cassiano, San Basilio, che è anche un santo qui in Sardegna molto molto venerato. Non ricordo male la festa a Sennori, se non ricordo male. Sì. Quindi possiamo ritornare a riscoprire quello che è un modo di intendere in maniera molto laica, anche perché i monaci sono laici, salvo quei monaci che ovviamente sono stati ordinati sacerdoti, perché ovviamente bisogna che ci sia la presenza della liturgia all'interno di un monastero o di un'abbazia, ma stiamo parlando di un aspetto vicino, molto molto vicino a noi, un aspetto laico, se vogliamo, in questo senso. Sì, diciamo pure che magari è una situazione laddove si può pensare alla meditazione, alla riflessione, al silenzio. Tu pensa che non a caso ci sono state anche diverse squadre sportive che addirittura sono andate lì in ritiro, pensa un po'. E tante vanno in alberghi e situazioni di questo genere, qualcuna è andata in ritiro addirittura, proprio lì all'abbazia di San Pietro di Sorres. È certamente un luogo che bisogna frequentare. Fa bene, attenzione, non è un'aspirina da prendere, non è che tu ti senti male, prendi quell'aspirina, stai bene e poi ti stacchi.
è certamente un luogo che puoi avvicinare spesso e che può dare la possibilità di renderti anche più libero con i tuoi pensieri, con i tuoi modi un beneficio spirituale che un beneficio corporale. Certo, diciamo. certo. Ed è un luogo che certamente va aiutato anche da noi stessi, no? Perché non possa sparire, insomma, perché possa continuare a restare un punto fermo nella nostra comunità in generale, quindi in generale, cioè non solo spirituale ma anche nella nostra comunità e società. Quindi il ruolo dei monaci è importante e noi abbiamo la possibilità di ringraziarli oggi se vogliamo, io personalmente, di questo aspetto, ricordandoci sempre dei famosi sardi nel mondo, perché questi sardi nel mondo hanno certamente vissuto questa chiesa. Alcuni di questi, mi ricordo qualche anziano, dico questo aneddoto così veloce, che prima di ritornare ad essere vivo come luogo, qualcuno di loro si è addirittura coricato all'interno di quella tomba del beato Goffredo Benedettino, che è lì all'interno, è una tomba sulla sinistra all'ingresso, dove alcuni dicono anche che hanno ricevuto degli aspetti medicamentosi. Ecco che quindi l'aspetto della leggenda della tomba di Torres, no? Degli aspetti vuol dire che questo luogo è radicato nella tradizione sarda. Ne parlava anche Enrico Costa, ne ha parlato Pompeo Calvia, la famosa leggenda di San Pietro di Sorres. Quindi questo viaggio vuole essere la chiusura di un aspetto simbolico dove i simboli aiutano a non dimenticarci. Va bene, cambieremo argomenti dalla prossima settimana. Certo. Io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie anche a voi, vi giungano appunto i saluti miei ma soprattutto di Bruno, così come ha già fatto, a voi tutti che ci guardate da molto lontano. Quindi grazie, mi raccomando, continuate a seguirci www.teleg.tv sia sulla vostra televisione, sia sui vostri cellulari, sia dai vostri PC, dai vostri tablet, da qualsiasi parte, basta che veniate su quel sito www.teleg.tv e ci troverete sempre e comunque in diretta. Grazie, buon proseguimento di trasmissioni.